Il pubblico del Teatro Stabile del Veneto è aumentato del 15%, gli abbonati addirittura del 35%. La stagione 2019-2020 riparte da questi numeri, rivendicati con soddisfazione nel corso della presentazione del programma di spettacoli che si divideranno tra il Goldoni di Venezia e il Verdi e il Maddalene di Padova. Lei ha detto il teatro era occupato, lo abbiamo liberato da scorie radioattive. A chi si riferisce? A tutti quelli che hanno fatto del teatro la casa di pochi e non di tutti. Noi siamo inclusivi. Ideologicamente noi oggi produciamo uno spettacolo su Moravia e produciamo Pirandello, che come tutti sanno è stato accademico d'Italia in anni ormai innominabili. Io dico che questa roba qui deve andare avanti e deve ritornare a essere il teatro di Arlecchino, che non è servitore di nessun padrone. Venezia e Padova ospiteranno più di 50 titoli per oltre 220 serate di spettacolo, in un cartellone che spazia dal comico al drammatico, dal classico al contemporaneo, con diversi nomi noti e un occhio all'attualità veneta, uno spettacolo dedicato al crack delle popolari e un altro ai tremendi effetti della tempesta Vaia. C'è qualcosa di cui è particolarmente orgoglioso in cartellone quest'anno? La quantità di produzioni che siamo riusciti a mettere in fila, che siamo riusciti a realizzare, ovvero che realizzeremo perché alcune, come avevo detto poc'anzi in conferenza stampa, debutteranno nei nostri teatri in prima nazionale, e anche di questo siamo molto soddisfatti perché i teatri di Padova e di Venezia non sono abituati, erano da tempo disabituati ad avere l'occasione di debutti nazionali di spettacoli che vengono realizzati proprio nei luoghi della produzione. Questo ci rende molto orgogliosi. Quella 2019-2020 sarà una stagione stellare, promette il cartellone, con un astronauta che celebra il cinquantenario dello sbarco sulla Luna. Il Teatro Stabile è il teatro del Veneto, è il teatro del territorio che racconta la storia di questa grande arte che ha trovato sin dall'antichità nel Veneto una terra fertilissima, con la commedia dell'arte pensiamo per esempio. Ecco, quindi è oggi una grande realtà, è una grande istituzione culturale che vuole mettere insieme le migliori energie che il nostro territorio, che la nostra regione può offrire.